Migliorare la circolazione dei mezzi senza sacrificare il verde pubblico. Nel progetto per la riqualificazione di Viale Rainusso, l'amministrazione di Santa Margherita Ligure decide di conciliare l'esigenza di allargare la strada per permettere gli incroci di mezzi grandi che percorrono insieme le due direzioni di marcia e quella di non sacrificare il principale viale alberato della città. I marciapiedi saranno sistemati mantenendo le attuali dimensioni. L'allargamento della strada avverrà togliendo i parcheggi. Per quanto riguarda gli alberi, saranno salvati quelli in salute e sostituiti gli altri. Al momento ci sono 62 tigli e 42 aranci. È la scelta che abbiamo fatto alla fine perché un progetto così deve avere un valore identitario. Storicamente è sempre stato il nostro viale alberato, quindi lavoriamo in quella direzione, salvando tutte le piante che possono essere salvate, integrando tutte quelle che negli anni sono venute meno, quindi alla fine avremo decine e decine di alberi in più rispetto ad oggi e uno avrà proprio la percezione del lungo viale di alberi. Sarà messa una siepe tra il marciapiede e la strada, saranno installati un nuovo impianto di illuminazione e telecamere di videosorveglianza. Il costo complessivo dei lavori è di 2 milioni e mezzo di euro e gli interventi dovrebbero durare circa un anno. Fra l'altro è un viale ampio che pertanto consente presumibilmente di poter essere gestito un lato per volta a lotti differenti in maniera per l'appunto da incidere il meno possibile e sospenderemo i lavori durante la stretta stagione estiva. L'intervento, spiega l'amministrazione, segue idealmente un percorso di riqualificazione complessivo dell'area. Fra l'altro è anche una zona nella quale a metà del viale abbiamo già riqualificato il parco del flauto magico prima, il mini golf dopo, quindi due aree che sono già di accoglienza e che ben si inseriscono in un contesto che vuole essere di verde al centro urbano cittadino.